Ma è possibile mangiare in tutti i ristoranti di un centro commerciale spendendo solo 5 euro? E questa è la nostra missione di oggi e per scoprirlo andremo nel centro commerciale più grande d'Europa. Per ogni locale e il suo relativo prodotto daremo un voto finale comprendente 3 parametri: prezzo, qualità e convenienza. Voi cominciate a lasciare almeno 5.000 mi piace per un prossimo episodio di questo format. E buon appetito, Waiu! Ragazzi, stiamo per partire, ecco i 5 euro. Signori, la nostra prima tappa è Alice Pizza. Abbiamo preso 2 piccoli tranci, una con i gamberetti e iceberg e l'altra margherita. Allora, lo scontrino è di 7,88 euro, però visto che va a peso, la margherita costa 3,02 euro, quindi ci siamo nel nostro budget come vedete, mentre l'altra con i gamberetti costa 3,66 euro perché è 0,180 kg. Ma non ci facciamo sedere? No, tutta all'irta, ma fa tutti i prezzi, cioè mai subito. Infatti. Allora, io sono curioso di assaggiare sta pizza perché con i gamberetti sinceramente non l'ho mai provata. Però io non ho mai provato la margherita. Ok, allora assaggiamo per la prima volta questi 2 nuovi gusti di pizza. Ma è buono, sai? Ma è buono proprio. Vabbè, non ti dico assaggiala perché sicuro non l'assaggi. Buona anche la margherita. È crunchy la tua. Ho sentito il crunchy quando l'hai assaggiata. Sì, proprio crunchy. Per 3 euro, occhio al risparmio. È pure una fetta di pizza comunque particolare e piena. Vabbè signori, la nostra challenge parte. Bene. Non me l'aspettavo perché comunque ho molti dubbi su questa sfida oggi. Alice Pizza è una catena, fa parte di ristoranti e pizzerie, quindi va bene. Fatemi sapere se avete mai provato un tipo di pizza del genere. A me la tua è molto particolare. Deve piacere. Ma io non l'avevo mai assaggiata, quindi non lo so com'era. La signora all'inizio mi era fatta una fetta esagerata. Così non la mangiava, ci mangiava banana. Ma ti ascolta ancora perché che molto l'ha fatta sci sta pizza. Fatta un sacco. Oh, me la sono mangiata tutta. Era buona? Era buona. Cioè, secondo me ti stai consolando, capi? Perciò la vorrei assaggiare pure io questa qua. Molto buona. Prima tappa promossa, mentre Roberta finisce di mangiare il suo trancio di margherita, il voto che gli diamo ad Alice Pizza è 8 perché rientra nel budget, è di buona qualità e secondo noi per fare uno spuntino converrebbe prendere almeno una di queste pizze che come avete visto tra l'altro costano anche decisamente poco. Poi è vero, ripeto, dipende anche dal peso, però la bianca per esempio costa 1,18 euro, gli altri dall'1,5 a salire, ma non ci arriviamo a 5 euro, quindi top quality. Passiamo al secondo ristorante. Dobbiamo spendere il nostro secondo 5 euro e signori, da Sushi Kiko un wok giapponese a 5 euro. Gambero furai, polpetta di polpo, traccetti di pesce azzurro, verdura in tempura, polpa di granchio in tempura. Secondo me i migliori 5 euro spesi. Allora in realtà oltre un wok giapponese che ha subito attirato la mia attenzione per il nome più che altro, poi pure per la curiosità, ci stanno tanti altri pezzi a 5 euro qui. Ovviamente tanti pezzi di sushi, miso soup, goma wamake, edamame, uramaki special, 4 pezzi, bao, sarebbe il pane giapponese, a 5 euro, quindi si può mangiare a 5 euro al sushi. Il nostro budget è stato rispettato alla lettera, 5 euro per wok giapponese. Signori, io non vedevo l'ora, vi ho elencato prima quali sono le prelibatezze che incontriamo in questo wok giapponese. C'ha un odore assurdo, ragazzi. Comincio con questa, che non so cosa sia. Buono, bella impanatura pure. Bene, caduta la forchetta. C'è il gambero dentro. Buono. A me la frittura in tempura mi fa impazzire. Assaggiamo quest'altra frittura. Wow, paura. Buonissima. È una sfiziosità questa, chiaramente. Però come avete visto dal menù ci sono tanti altri prodotti al costo anche inferiore di 5 euro. Quindi anche in questo locale di sushi si può mangiare con 5 euro. Poi devo dire la verità, è anche abbastanza corposo. Ci stanno tanti prodotti dentro, Non è che è striminzito per 5 euro. Voglio assaggiare un altro pezzo che è questo qua, con la zucchina dentro, che a me piace tantissimo. Infatti quando andiamo alle feste, ai matrimoni, eccetera, paga papà un euro per queste cose. Buono, buono. Complimenti a Sushi Miko. Non c'ero mai andato. Anche perché a me il sushi, lo sapete, non mi fa letteralmente impazzire, anzi ogni tanto un wok giapponese ci può stare. No, questa è la carota. Può bene? La carota in tempura. Buono. Ma i fritti giapponesi sono buoni, Ragazzi, fidatevi perché se dici Robert, cioè over è buono, perché a noi non piace. A lei ancora di più rispetto a me. Però sai che è buona la frittura. Dei fritti. Buono. Buono, Secondo locale approvato, gli diamo un bel 7,5, anche questo /8. Sì, 8. Perché conviene, rientra a tutti gli effetti nel budget e Ed poi è buono. a livello di qualità ci siamo. Oh, e visto che ci troviamo a ballare, balliamo, no? Un po' di salsa, gamberetto e via. Allora, buona, sembra la maionese, però un po' più particolare. Secondo me meglio senza, sincero, meglio senza. Allora, in fondo a tutto al cuoppo c'era pure questa pallina che mi ricorda un po' la pallina di ping pong. Non lo so, la vorrei prima aprire per capire dentro che cosa c'è. Sempre pesce, sempre sushi, però non so cosa sia. Wow. Sto cercando di capire, però non lo so, ma è buonissima.
No, non mi piace questa. Perché secondo me c'è qualcosa tipo genovese, non so, mi sa di genovese questa. Vabbè, comunque è promosso. Terza tappa del nostro tour in tutti i ristoranti del centro commerciale da Michele Express, una delle pizzerie più conosciute a Napoli. Allora, i prezzi ci siamo ragazzi. Crocchetti parate 2,50 euro, arancino 2,50 euro, pareggina classica 3,50 euro, pareggina cotta e fumi 3,50 euro, pareggina patate e porchetta, pizza fritta semplice da 4, 3,50 euro agli 8 euro. Siamo dentro il nostro budget, adesso vi faccio vedere cosa prenderò io. Budget ancora una volta rispettato, 4 euro da Michele per una grandissima pizza fritta. Non vedevo l'ora, voglio. Non vedevo l'ora anche perché da Michele non ci andiamo da parecchio tempo, perché Michele a Napoli sta in una zona un po' trafficata e per trovare il posto della macchina ce ne metti. Almeno qua, bello sistemato. E dunque, l'abbiamo fatta con cicoli e pomodoro, pesantissima, guardate qui. E la cosa che più mi sta piacendo di questo video è che praticamente vi ho fatto vedere per il momento 3 ristoranti barra pizzerie con 3 prodotti diversi. Questo deve essere il senso di questo video, tant'è vero che di locali qui dentro ce ne stanno una marea, ne ho contati almeno 21 tra fast food che dovrebbero esserne 7 e 14, quindi il restante pizzerie e ristoranti, però non posso provarli tutti anche perché sennò poi andrei a provare gli stessi prodotti. Quindi visto che voglio farvi vedere più cose diverse, proviamo questa bella pizza fritta. Ma com'è buono, mi mancavano questi video ragazzi. I video di cibo sul canale mancavano da un bel po', devo essere sincero, anche perché stiamo venendo da un periodo in cui abbiamo mangiato tantissimo. Stiamo continuando a mangiare. Mangio piaciuto. Guardate qui l'olio che rilascia questa pizza. Vabbè, la pizza fritta. Così è. Guardate dentro. Faccio vedere all'interno con i cicoli e con il pomodoro. Devo dare proprio un bel morso qui. Centrale. Buonissima. Buona. Considerate 4 euro. Vedete? Una challenge che vi dico la verità, avevo molta ansia a fare. Perché nei ristoranti, nelle pizzerie con 4 euro che ti mangi, effettivamente. Però come vedete la stiamo portando avanti con molto onore e molto sapore, signori. Guardate qui. Quel rosso, quell'olio, quei cicoli. Mamma mia, uno spettacolo. Ah, che spettacolo. Sento ancora le mie papille gustative che godono. Mamma mia. Bella, eh? La pizza fritta è un qualcosa di spettacolare. Poi da Michele. Voto da Michele 9. Devo dire anche 10. Ragazzi, qua stiamo parlando forse del top. Ma perché? No, dici me stesse cose che siamo connessi. Ma perché 4 euro? Mettici una bottiglina d'acqua da 1 euro vicino e speso 5 euro e praticamente hai fatto una cena. Effettivamente dobbiamo considerare anche questo, la qualità è quella che è e poi rientra nel nostro budget, quindi 10 da Michele. E poi ragazzi, la grandezza dovete considerare, guardate qui, la grandezza della mia mano e considerate che una metà l'abbiamo già mangiata. Voglio dedicarvi l'ultimo morso, ma fatto proprio per bene. Guardate all'interno della pizza fritta, voglio l'olio, i cicoli e il pomodoro. No, voglio una bontà unica. Madonna mia, voglio guardate. Promosso non avviene i voti. Di più. Quarta tappa, mi scusi. Praticamente dove si vende pasta fresca. Allora, possiamo creare la pasta con i fusilloni di sorgo 1 euro. In realtà mi piacciono di più i rigatoni con grani antichi. Conditi partono da 7 euro, quindi siamo fuori budget. Però ho visto prima che praticamente mettendo solo l'olio, cioè praticamente fai la pasta in bianco, cioè i rigatoni con l'olio, viene 5 euro. Quindi la possibilità di prendere la pasta fresca solo con l'olio, quindi in bianco, c'è. Opterei per altro. Vi dico la verità, andrei in piattini e prenderei polpettine di carne italiana con salsa di pomodoro datterino, che se no è più sfizioso, anche più bello magari per il video. Però come vedete sempre in piattini ci stanno le olive a 2 euro, 2 euro gli hummus, e ho visto anche le bruschette, bruschetta hummus a 2 euro, bruschetta stracciatella pomodorini 2 euro, bruschetta pesto genovese 2 euro, bruschetta alla carbonara 2 euro, anche quella cacio e pepe con sugo della matriciana e pesto mediterraneo. Ci stanno anche i dolci, ci sta tanta roba qui. Prima volta che vedevo, mi scusi, occhio Allora voi direte perché sto con questa faccia, perché guardate qua, con 3 euro 3 polpettine al sugo. Con 2 fette di pane, attenzione, pure abbrustolite. No, voglio spettacolo comunque, bellissimo. L'ho detto, secondo me per il video è molto più bello prendere questo che la pasta in bianco. Però vi ho detto che comunque c'è l'opportunità di prendere con 5 euro la pasta. Cioè il piatto di pasta ve lo potete mangiare. Come avete visto, l'ha fatto proprio davanti a me, la preparate le polpettine prendendo il sugo e mettendolo dentro il piattino. Abbrustolito e anche caldo il pane, Occhio alla prima polpettina. Bella. Bella, salpetto. Ecco pane. Bello, bel sugo, bella fetta di pane. Guardate qua, fuma ancora, calda proprio. Ma bello o buono? Bella e buona. Bello e buono. Adesso vi faccio vedere una malattia. Allora inzuppate tutto il pane qua dentro, lo fate uscire rosso, prendete la polpettina e mettete in coppa la fetta di pane. Quindi con 3 euro anche la bruschetta. Che ne pensi? Buon appetito. Bello. E com'è bella fa scarpetto io con questo sugo, bello fresco.
Sentite il crunch del pane, senti, sugo abbondante, 3 passate, per 3 euro ci stanno. Come ho fatto prima vi faccio vedere ovviamente anche qui lo scontrino, 3 euro. E vi dico anche, prima che finisco questa polpettina, che il voto che gli do è 6,5 7. Ci sta, onesto. 3 euro per 3 polpettine, tanto buon sugo, 2 fette di pane e con la possibilità di prendere anche altro a 5 euro e quindi restare nel budget. La qualità è buona, il budget è stato rispettato, conviene? Nì, nel senso, per una cosa di sfizio ci sta a prenderla, però chiaramente non è che da buffo come abbiamo fatto prima. Passiamo al quarto ristorante. La nuova tappa si chiama Gino Sorbillo, con un altro prodotto differente da quello che abbiamo visto. Adesso vi facciamo vedere. 4,50 euro. Caggi pavati. Vabbè, che lo video tu. Oh, Da Sorbillo. ole, ma sta frittatina di pasta, sorama. Una bella frittatina. A fravacatura. Da loco, purtroppo ragazzi io non posso mangiarla. Mamma mia, questa è un po' buona. Bella sudata di olio. Però che bontà. Bella cotta e qua fuori. Un po' gruppo sil che esce fuori. Mamma mia. Bella, eh? Non si spiega la bontà. Aprila per noi, faccela vedere, faccela gustare, faccela toccare. Come vedete ragazzi è fumante ancora perché proprio adesso è stata fatta per noi e Roberta la mangia per tutti voi. Buon appetito a casa signori. Mamma mia. Non si può spiegare la bontà. Cioè veramente, penso sia besciamella dentro, ma un qualcosa di spettacolare. Voto alla frittatina di Sorbillo. 7,5. La frittatina è il top del top, solo che è una cosa di sfizio, quindi non rispecchia i 3 parametri che ci siamo dati noi. Cioè rispecchia la bontà perché darei un bel 10. Rispetta la qualità, quindi rispetta il budget, 4,50 euro. Però conviene? Anche qui ti fai qualche domanda perché allora secondo me da buff, leggermente la pizza fritta da buff. Però conviene 4,50 euro, secondo me. Perché la pizza fritta? Sì, ti abboffi, però è come se fosse un antipasto, capito? C'è uno spuntino, come spuntino va benissimo. È anche più di uno spuntino, però cioè come cena no, cioè non ci sta. Io sì, tu no però. Comunque Sorbillo promosso a pieni voti. Ragazzi, Giovanni è entrato in un'altra missione compiuta da pescando. Eccola. Sono stato scammato. Perché? Non ci credo. Ma scusa, ma sopra al menù stava scritto 5 euro, 6 euro. Secondo me è perché da sport, non lo so. E quello è tutto al contrario. Appunto, arancino nero di 6 euro. Vi faccio vedere un attimo il menù. Oh, Quando ho detto no. 6 euro ho detto no, oggi persa la sfida, mo già ce l'ho fatta fare, caccia fa. Ragazzi, guardate qua. Arancino nero di seppia 5 euro. E invece? Ah, ci pagate 6 euro. Oh. No. Cioè, sei entrato con quel pensiero. E vabbè, non fa niente, per 1 euro. Vabbè, però dai ragazzi ci sta. Siamo da Pescando Fish Bistro, quindi ristorante di pesce. Volevo prendere una cosa diversa da tutte le solite che prendiamo e anche rispetto a quelle là che avevo preso prima. E infatti ho preso questo arancino al nero di seppia che secondo me è pure buono. L'hanno fatto proprio adesso per me. Cioè 6 euro. Vabbè ragazzi, abbonatemela dai questo. Ve l'ho fatto vedere perché io prima di entrare nei ristoranti, nelle pizzerie, in tutti i locali, guardo sempre prima fuori il menù. Comunque, oh, tanta roba, è bello pesante, è bello shot. Ah, Oh, è nero. è buono, scotta tantissimo perché ripeto l'ha fatto davanti a me solo ed esclusivamente per me. Guardate all'interno, buono. Anche questo rientra negli sfizi come la frittatina, come magari le patatine, una letta di pollo. Però secondo me è bello abbondante, quindi un po' ti riempi. Allora, buono, dobbiamo però dare un voto generale, totale, comprendendo un po' tutto. Quello che abbiamo fatto prima. Gli do 6, ma per un semplice motivo. Non rientra nel nostro budget. 6 come 6 euro che ho speso. Però è buono. Siamo piano freddo, caffè. Voto 6, onesto. Andiamo all'ultimo ristorante disponibile per la nostra sfida di 5 euro. Ultima tappa, doppio malto, birra, cucina e felicità. Quindi una birra sta 3 euro. Dopo aver visto un po' il menù, abbiamo visto la focaccina barese a 4,80 euro. E io mi ci fiondo, signori. E se non mi ci sta, bella focaccina Barese. Ragazzi, quasi mi dispiace essere arrivato alla fine di questo nostro tour nei ristoranti in cui riusciamo a spendere 5 euro all'interno del centro commerciale. L'ultimo, come vi ho detto, è doppio malto, 4,80 euro per le focaccine baresi. Guardate qui che sciccheria. Aprite e vi escono le nostre fantastiche focaccine baresi col pomodoro. Spettacolo, ne sono 4 e costano tutte appunto 4,80 euro. Guardate qui, che bella cottura, che bel crunch sicuramente perché si sente. Guardate sotto come sono, belle alte. La focaccina barese sapete com'è. Buonissima, bella. Questa è veramente una top giocata. Senza lattosio. Senza lattosio, col pomodoro, bella, fresca, calda. Fatte al momento, non quelle là che mettono in vetrina. Infatti, ma si vede, l'olio che sgorga qui è top. Io una delle migliori giocate che ho fatto in questo video. Infatti, vi voglio chiedere qui sotto nei commenti, fate una vostra top 3 magari dei posti in cui ho acquistato stasera a 5 euro o meno di 5 euro, perché la challenge è che ho 5 euro, però non dovevo per forza spendere 5 euro all'interno di un locale. Se in un ristorante o in una pizzeria
riuscivo a spendere di meno, la challenge era non vinta di più. Quindi occhio, voi traete le vostre conclusioni. Io non mi voglio esprimere perché sennò magari posso influenzare il vostro pensiero, perché le ho pure assaggiate, tra l'altro. Ma questa è veramente top. Qua c'è pure l'oliva ed è anche un po' più grande rispetto a quella che ho appena assaggiato. Guardate qui come fuma ancora. Li hanno preparati davanti a noi le abbiamo viste. Ragazzi, mentre io mi finisco questo bel trancino, vi dico che il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Un video diverso dal solito, dove appunto ho voluto fare una challenge sul food molto complessa, perché non è detto che con 5 euro sarei riuscito a mangiare in così tanti ristoranti, locali, pizzerie, in un centro commerciale. Quindi occhio alla difficoltà della challenge, e se avete altre challenge complicate come queste da propormi, fatelo qui sotto nei commenti, perché come sapete vi leggo sempre. Iscrivetevi al canale e lasciate un bellissimo mi piace. Aspetto i vostri voti e la vostra classifica dei migliori posti in cui ho mangiato oggi nel video qui sotto nei commenti. Io intanto vi dico che ci vediamo in un prossimo video. E voglio